Trieste, come è stato detto, con uno di quegli stereotipi che dicono in gran parte il vero, è un crocevia di est e ovest e anche di nord e sud, di apertura solare meridionale e di una certa struggente malinconia nordica, ma soprattutto fra est e ovest. E da una parte il mare, e questo comportava, cosa che è tipica delle civiltà marine, un'apertura alle culture diverse, lontane, una familiarità col vasto mondo e anche una maggiore scioltezza, una maggiore libertà. E dall'altra parte il Carso, e dietro il Carso il grande continente dell'Europa centrale, della Mitteleuropa, un mondo che ha elaborato una cultura che sembra idealmente quasi contrapposta a quella del mare, una straordinaria cultura che ha vissuto e denunciato con attentissima precisione i disagi della civiltà, i pericoli e le minacce che con una spirale crescente si addensavano intorno alla vita e all'individuo, e che ha elaborato, come dimostra la sua grande letteratura e anche la grande letteratura triestina, questa grande strategia di difesa nei confronti di una vita, di una storia sentite come minaccia. Sono due momenti, due modi di essere diversi. La letteratura è stato il luogo d'incontro, certamente la letteratura triestina è stata più il luogo che ha espresso questa ombra, questa malinconia profondamente continentale, piuttosto che l'abbandono marino. Per quel che mi riguarda, credo che in quello che io scriva ci siano tutte e due. Che cosa prevalga, spetta al lettore dirlo. A Trieste sono nato, ho vissuto fino a 18 anni. A 18 anni sono andato a studiare a Torino e ho vissuto a Torino molti anni della mia vita come studente, poi come insegnante all'università. E a Torino che io mi sono accorto anche di che cosa significava Trieste, perché a Trieste avevo vissuto, ma così come si vive spontaneamente, una realtà complessa della città, senza riflettervi, senza pensarci troppo, anzi con quella sana diffidenza che ha un giovane verso la sua città natale e verso le glorie che gli vengono mostrate alla sua città natale. Ed è a Torino che un po' per nostalgia ho cominciato a pensare a Trieste, a leggere cose su Trieste ed accorgermi della peculiarità della città che avevo lasciato, nella quale sarei ritornato, ma anche Torino poi l'ho lasciata, ma in realtà non l'ho lasciata mai perché sono molto legato. Ecco, Trieste è il luogo dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi il luogo mitico, il luogo di cui è più facile scrivere, perché si scrive più facilmente del mondo cui si appartiene non solo dalla propria nascita, ma dall'epoca della generazione dei propri genitori, di cui si sente parlare fin dai primi anni in famiglia. Ma Torino è la città della giovinezza, della maturità, una città, quando io studiavo, Trieste declinava lentamente, Torino raddoppiava la sua popolazione tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, dava il senso proprio pulsante del polso della vita di un paese, e quindi Torino è stato anche il luogo dove ho imparato certamente a pensare, a lavorare. Credo che non avrei scritto neanche di Trieste, ma forse non avrei scritto se non fossi andato a Torino. In qualche modo questa vita in cui lavoro e amicizia si sono unite in un modo così indissolubile, e Trieste era il luogo in qualche modo del disincanto, e Torino, almeno fino a un certo momento della storia, il luogo delle grandi speranze, dei grandi progetti, giusti o sbagliati che fossero, per il paese. Ecco, a Torino io ho la sensazione di essere cresciuto e di essere maturato, e quindi di aver acquistato quella libertà senza la quale nemmeno gli affetti, nemmeno gli amori sono veramente vivi. Per me, ecco, Torino è un mondo che sento veramente mio. Ecco, i luoghi hanno una grande verità.
Carso è pieno di cartelli come questi che dicono che a 100, 200, 300 metri c'è il confine. Un confine, quello oggi con la Slovenia, che oggi è aperto, che si attraversa tranquillamente ogni giorno per andare a trovare degli amici, per fare una passeggiata, per andare a pranzo. Quando io ero un bambino, io sono del 1939, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il confine che vedevamo non era un confine qualunque, era la cortina di ferro che tagliava il mondo in due. Oltre questo confine, le terre che io vedevo erano un mondo contemporaneamente sconosciuto e familiare. Un mondo misterioso, minaccioso, temuto, di cui non si sapeva niente. Però era un mondo a me familiare perché erano le terre che avevano fatto parte dell'Italia sino alla Seconda Guerra Mondiale, che la Jugoslavia alla fine della guerra aveva occupato annesso e che conoscevo benissimo. Quindi questa fortissima, strana esperienza di qualche cosa che contemporaneamente misteriosa, inquietante, straniera e familiare, nota. Io credo che questo sia molto importante per la letteratura, perché la letteratura è spesso un viaggio dal noto all'ignoto o viceversa. Ecco, io credo che da questa esperienza del mondo insieme noto e ignoto, io ho avuto il sentimento che per crescere, per maturare, avrei dovuto essere capace di valicare questa frontiera, e non solo materialmente con un visto su un passaporto, ma anche spiritualmente, quindi di fare spiritualmente mio questo mondo in parte mio e in parte così lontano. E del resto credo che questo tema della frontiera sia un tema che ha segnato sempre la storia, in particolare il nostro secolo, che ha visto tante frontiere perdute, spostate, tanti esili, sradicamenti, ricerca di identità, perdita di radici, tentativo di trapiantarle altrove. Potrei dire che su questa strada è cominciato il cammino che ho cercato di fare per scrivere quello che più tardi avrei cercato di scrivere. Ho passato gran parte della mia infanzia nel giardino pubblico, un giardino che mi pareva immenso, un luogo di mistero, di ombra, di giochi, di corse sfrenate, di grande libertà, di prime manovre amorose, sentimentali, un mondo anche strano. Il giardino ha anche dell'acqua, un piccolo stagno. Io amo molto l'acqua, quasi in tutti i miei libri c'è molta acqua, si è parlato di una idrofilia, per quel che mi riguarda, forse quello che ho scritto è scritto tutto sull'acqua, ma nel giardino c'è un'acqua un po' diversa, non c'è soltanto l'acqua, la grande acqua del mare che amo tanto, o l'acqua del fiume, dei grandi fiumi che attraversano l'Europa, come il Danubio, dei fiumi che danno quel senso di qualcosa di maestoso, di grande, anche di malinconico, per acqua che fugge, il tempo che ci scappa fra le dita come l'acqua, ma comunque qualcosa di grande. Nel giardino uno stagno, che naturalmente ai bambini pareva un lago, che è fatto anche di un po' di fanghiglia, un po' come l'acqua che avrei amato più tardi nelle lagune di grado, quest'acqua con cui i bambini si impiastricciano, in cui fanno magari anche la pipì, ma poi con questa fanghiglia costruiscono castelli
che hanno tutto l'incanto e le promesse dell'infanzia. Quindi credo che anche questo liquame meno nobile, così simile ai liquami della vita, del nostro corpo, sia degno di essere amato. C'è una storia che è un po' il filo conduttore di un capitolo di un mio libro, Microcosmi, dove un bambino attraversa il giardino portando un pesce in mano, in una boccia d'acqua, un pesce malato, un pesce che sta per morire e che, siccome hanno detto al bambino che forse buttandolo nell'acqua dello stagno, un pesce d'acqua dolce, forse guarirà, il bambino lo porta e attraversa il giardino, ed è un po' la prima scoperta da parte dell'infanzia del dolore, della morte e di come l'immagine del mondo si spezzi. Quello che prima era un mondo incantevole, un'immagine armoniosa, unita della vita, con questo dolore, questa perdita del pesce che sparisce poi nelle acque fangose di questo piccolo stagno, è il primo distacco, la prima perdita della vita da parte del bambino. La presenza della civiltà ebraica a Trieste è stata fondamentale sotto vari aspetti, da quello politico, basta pensare al grande ruolo avuto nell'irredentismo, in tutta la storia del patriottismo triestino, al campo economico, al campo culturale, nomi di scrittori come Svevo o come Saba legati a questa civiltà dicono tutto, dicono il contributo che ha dato alla dimensione mondiale di Trieste e la sua cultura. L'aspetto che mi ha più affascinato forse della civiltà ebraica, che mi ha spinto anche a occuparmi tanto di essa, a riconoscermi come se in qualche modo vi appartenessi, anzi a riconoscerla come un punto di riferimento centrale, anche a scrivere un libro sulla sua essenza, può essere riassunto in quello che è il titolo del libro che ho scritto e che non è inventato da me, per questo lo ricordo, ma deriva da una storiella ebraica. Questo titolo è Lontano da dove. La storiella si svolge all'inizio del secolo in una cittadina o della Polonia o della Russia. Un ebreo orientale ne incontra un altro pieno di valigie che sta andando alla stazione, gli domanda dove stai andando, l'altro gli dice che sta andando appunto alla stazione, che prende il treno per non so quale porto sul Baltico per prendere poi la nave per andare in Argentina, e l'altro gli dice in Argentina vai lontano, e l'altro gli chiede lontano da dove.
E questa storia la trovo bellissima perché dice due cose. Dice da una parte che l'ebreo non è sempre lontano da tutto perché non ha una patria, un punto di riferimento, uno Stato-nazione, allora non esisteva Israele, rispetto a cui poter sentirsi vicino o lontano, quindi è lontano da tutto. Quindi l'uomo dell'esilio, l'uomo della diaspora, in questo senso il simbolo di un destino, l'esilio, la diaspora, lo sradicamento che non ha colpito certo soltanto gli ebrei, ma del quale gli ebrei hanno portato un peso, come sappiamo, tragico e del quale sono diventati quindi un simbolo, il simbolo quindi di una condizione umana generale. Ma d'altra parte questa storia vuol dire anche che l'ebreo, avendo la sua patria non nello spazio ma nel tempo, meglio in una legge, in una fede che trascende il tempo, in un libro, nella fedeltà a certi valori, non è mai lontano dalla sua patria, perché è sempre radicato nel suo mondo. Io ho sentito fortissimamente questa dimensione che ha permesso proprio all'ebraismo di incarnare da una parte i terribili pericoli che hanno minacciato e che minacciano nella nostra epoca l'individuo. Pensiamo alle tragedie alla tragedia che si è abbattuta sull'ebraismo, di vivere fino in fondo quindi la lacerazione, la scissione, la perdita di radici, di identità, di ogni punto di riferimento, della vita stessa, di tutto, che minaccia ogni individuo e che ha minacciato l'ebreo in particolare. E contemporaneamente l'estrema resistenza a tutto questo, una forza epica, un senso nonostante tutto di unità della vita. Anche la storia di Enrico me la sono tenuta dentro per molti anni. La prima volta in cui ho sentito parlare di lui è stato a Biagio Marin, il vecchio grande poeta che è stato mio paterno e fraterno amico, il quale un giorno nella sua casa a Grado mi parlò di questo strano tipo, questo Enrico, che parlava il greco antico come noi parliamo il nostro dialetto di casa e girava sempre scalzo, voleva liberarsi di tutto, liberarsi di ogni cosa superflua, sparire, cancellare le proprie tracce, non esistere, che un bel giorno era sparito per la Patagonia, dove aveva vissuto molti anni, tra le mandrie e con pochi classici e libri di filosofia. E in quel momento, ricordo, io ho pensato che questo è un destino di cui vorrei narrare la storia, di cui vorrei capire il significato, perché mi pareva che questo Enrico fosse uno di quei grandi fuggiaschi che sentono ogni società come una minaccia, come una invasione totalitaria, come un ingranaggio che cerca di penetrare, di occupare proprio il territorio vivo, concreto della nostra vita, e che perciò vogliono sparire, vogliono cancellarsi, fuggire, un po' come certi grandi personaggi dell'Ottocento, ma sparire non per vivere una vita più colorita, più intensa, ma in qualche modo per ridursi, per esistere meno. Finché un bel giorno, in una nota a piedi pagina di una bellissima edizione delle opere di Michael Stetter, il suo grande amico, ho letto che la data di morte di Enrico era stata anticipata di 30 anni, anche se
era molto facile sapere quando Enrico era morto. E allora questa scoperta di come fosse riuscito veramente a essere morto per gli altri mi ha spinto a cercare di andare, per così dire, di risalire la corrente della sua vita. E allora la prima idea è stata quella di partire dal luogo della sua morte. L'idea, come quasi tutte le buone idee che hanno fatto nascere un mio libro, non l'ho avuto io, ma l'ha avuta Marisa, mia moglie. E così ci siamo recati a Salvore, dove sapevamo che Enrico aveva trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita, ecco. E siamo partiti da un ottimo punto di partenza per un romanzo, un cimitero, il cimitero di Salvore. Siamo arrivati in questo cimitero, il cimitero di Salvore, abbiamo trovato la tomba di Enrico e di Carolina, Lini, la sua compagna. Poi abbiamo aspettato che venisse qualcuno di una certa età che presumibilmente parlasse l'italiano, dato che Salvore in Istria appunto un tempo era popolata da italiani. Difatti è arrivata una donna piuttosto anziana, abbiamo aspettato che l'abbiamo lasciata, insomma, che mettesse in pace dei fiori sulla tomba dei suoi morti, e poi le abbiamo chiesto se per caso aveva conosciuto tanti anni prima un certo Enrico Mreule. Ah, il professor, ha risposto con un dialetto veneto, e ci ha condotti poi appunto a Salvore, ci ha mostrato la casa dove Enrico aveva vissuto tanti anni, il porto dove teneva la sua barca che aveva chiamato Maya, col nome che nella filosofia orientale indica appunto l'illusione, che per lui era proprio lo splendore del mare e del cielo. In questa stanza dove Enrico Mreule e Lini hanno vissuto per molti anni, vicino al mare che si intravede dalla finestra oltre la pineta, in questa stanza si può dire sia nato anche il libro che ho scritto su Enrico, Un altro mare, ed è nato forse anche grazie a questo baule. Una sera d'ottobre, insieme a Tommaso Calarco, un giovane discendente della famiglia del Lini, la donna che ha diviso l'esistenza o la non esistenza di Enrico per molti anni, siamo venuti a Salvore e in questa stanza abbiamo trovato questo baule che aveva attraversato 2 volte l'oceano quando Enrico era andato in Patagonia a fare il gaucho poco prima verso l'inizio del secolo, e quando Enrico era ritornato dopo la Prima Guerra Mondiale in Europa. E da questo baule, quando abbiamo aperto questo baule, abbiamo trovato dei libri, molti ce ne sono ancora, i libri di Enrico, per esempio Ibsen, Il nemico del popolo di Ibsen, oppure classici greci, un'edizione di Platone, il Gorgia di Platone, naturalmente con le note in tedesco, oppure libri di Schopenhauer, Leopardi, i sermoni di Buddha. Ma quando abbiamo aperto questo baule c'erano anche altre cose. C'era ad esempio una citara un po' scalcagnata, un lazzo, mi pare anche una sella, insomma gli oggetti che insieme ai libri avevano fatto compagnia a Enrico durante i lunghi anni che aveva passato solo, quasi sempre solo, nella Pampa. Per me è stato fondamentale tenere in mano questi oggetti, la citara, la sella, questi libri che lui aveva tenuto in mano, così come sentivo quel rumore di vento e di mare che lui aveva sentito per molti anni. Naturalmente tutto questo non mi dava alcuna informazione, ma in qualche modo era come se mi rivelasse, anche guardando i luoghi, questo luogo così nudo, povero, essenziale, in questo meraviglioso angolo dell'Istria, come se sentissi o cercassi di capire quella che era stata la musica della vita di Enrico, il modo con cui era vissuto. E questo è stato l'incontro con la vita di Enrico, ed è strano, qualche volta la vita è strana perché ci sono strane coincidenze. È curioso che il luogo centrale nella vita del personaggio di cui ho scritto la storia sia stato anche un luogo fondamentale per me, nella mia storia personale, che è un luogo che ha avuto molta importanza nella storia sentimentale mia e di Marisa. Qualche volta vita e scrittura si
non dico si mescolano, ma si aiutano in qualche modo, si illuminano a vicenda. Per queste parti passava la grande via dell'Ambra, traffici, commerci, viaggi, incontri e mescolanze di popoli diversi, da cui nascevano anche leggende, anche il grande mito degli Argonauti. Da queste parti sono passati Giasone e Medea, e anzi il nome di Ossero deriva dal nome del fratello di Medea, Absirto, che secondo la tradizione, quando inseguendo Giasone, che aveva rubato il vello d'oro, lo raggiunge su questi mari, viene attirato in un tranello da Medea per amore di Giasone, assassinato, fatto a pezzi, e dai suoi pezzi sarebbero nate queste incantevoli isole che si chiamano appunto Assirti. Lubenizia è un paese sull'isola di Cherso, arroccato, alto sul mare, vecchie case, vecchie pietre che dicono una secolare storia di povertà e di accanita, tenace sopravvivenza. E queste pietre contengono tanto tempo, qualche volta, dato il legame così stretto con questo luogo, mi sembra contengano anche un po' la nostra vita. E da Lubenizia si vedono le isole così amate, che hanno tanta parte della mia vita, la Levrera, più oltre Unie, Canidole, le isole dove vado a trovare tante persone che vedo negli anni, vecchi barcaioli, pescatori, uomini e donne che invecchiano fra gli scogli e il mare. E in queste baie ho passato tante ore a guardare il grande mare, non mi stanco mai di vederlo, ascoltarlo, sentirne la voce, vederne i colori, il trascolorare e gli odori. C'è per esempio questa spiaggia che si vede da Lubenizia, che è uno dei luoghi preferiti per guardare questo grande mare che non mi stancherei mai
di osservare e di ascoltare. Il nevoso, il grande massiccio sloveno con le sue sterminate distese di boschi è sempre stato una terra, una linea di confine. A suo tempo già linea di confine fra l'impero romano e gli Scordisci, linea di confine nel Medioevo, all'epoca dell'impero asburgico confine fra l'impero d'Austria e il regno d'Ungheria, fra la fine della prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia, ora frontiera fra la Slovenia e la Croazia. Il nevoso è fatto di boschi, di animali, di radure, come ad esempio quella di Pomocniaki. E in queste radure, in questi sentieri, ho imparato, insieme a Marisa, a Francesco e Paolo, i miei figli, a degli amici, ad osservare la vita del bosco, delle piante, degli animali, ore passate nelle radure ad attendere le bestie, cervi, caprioli, linci, 2 volte anche il lupo, anni passati nella mitica ricerca dell'orso, l'orso che popola queste valli. Nella radura di Pomocniaki c'è stato un po' il battesimo della vita del bosco, quando una mattina all'alba, mentre gli alberi, l'erba, le cose uscivano dal buio, d'improvviso una cerva è balzata di colpo dal folto del bosco ed è andata a tuffarsi felice nella piccola pozza d'acqua che si trova in mezzo alla radura. Un'altra volta, proprio mentre sorgeva il sole, è successo qualcosa di magico. La rugiada evaporava, il vapore dell'erba saliva verso uno spiazzo che si apriva nel bosco e per un attimo la luce del sole che sorgeva l'aveva illuminata formando come una cattedrale di luce, una specie di cortina oltre la quale non si vedeva nulla. E ricordo che noi eravamo ai piedi della postazione e Marisa si è incamminata lentamente ed è sparita oltre questa cortina di luce. Qualche volta ho l'impressione che queste radure, questi alberi e queste persone siano un po' come i lineamenti, i miei lineamenti, il mio volto, perché la nostra vita non è mai soltanto nostra, ma è fatta di tutte le altre vite che in modo significativo si incontrano con la nostra. Molti anni fa i miei figli mi hanno fatto scoprire, non lontano da casa mia, nel rione che poi era il luogo di Joyce, il luogo dove c'erano le osterie in cui Joyce passava la sera e spesso alzava volentieri il gomito, mi hanno fatto scoprire un'osteria da Libero, che da quel momento è diventato uno dei luoghi della mia vita per tante ragioni, per l'amicizia con Libero, che è un uomo curioso, singolare, pieno di storie, pieno di bizzarre opinioni sul mondo. Una volta io ho scritto su di lui un'intera pagina sul Corriere della Sera, che da allora adorna le pareti del locale. Un mio amico mi ha anzi detto che da vivo nemmeno svevo aveva avuto un'intera pagina del Corriere. Mi fa venire in mente certe osterie della vecchia Praga, che erano un po' come dei piccoli porti di mare, campionari di un'umanità solidale nelle ore passate insieme.
E quindi anche un luogo come questo, che da allora frequento spesso, da solo, con amici, un tempo con mia moglie, insomma, anche un luogo così può diventare un'amabile sosta nel cammino attraverso la vita, che molto spesso è un cammino attraverso l'ombra, ma non è detto che in questo buio non ci possano essere delle luci. Le luci possono essere anche quelle di un lampione fuori di un'osteria, che è il segnale di un posto in cui vale la pena di fermarsi, scambiare quattro chiacchiere e sentirsi un po' a casa del mondo. È stato osservato che in quello che scrivo ci sono spesso due luoghi quasi accomunati, la chiesa e l'osteria, come due luoghi in cui poter entrare, fermarsi un momento, trovare una sosta, una pausa, un ristoro nel cammino attraverso l'esistenza, davanti a un bicchiere di vino o davanti a una vecchia immagine. Quando io dico osteria, penso a molte osterie, tuttora amate e frequentate. Quando penso alla chiesa del Sacro Cuore, chiesa della mia infanzia, che ho frequentato nell'infanzia, adolescenza, e che ancora adesso nei miei sogni, in qualche modo, dietro quella porta che non è particolarmente bella come tutta la chiesa, non può certo vantare bellezze artistiche, ma qualche volta nei miei sogni dietro quella porta c'è il mondo in cui tutto è risolto, si possono amare tutti senza le contraddizioni che rendono così difficile e dura l'esistenza, senza dover rinunciare a niente. È un mondo così di amicizia, di coralità, un mondo di amicizia fraterna in qualche modo. E forse non è un caso che in questa chiesa finisca il viaggio del protagonista del mio romanzo Il microcosmi, il quale comincia nel Caffè San Marco, poi si avvia verso la chiesa attraversando il giardino pubblico, attraversando mentalmente i luoghi fondamentali della sua esistenza, e poi morendo in questa chiesa e concludendo così il suo cammino. Anche le fotografie, aggiungeva, e gli mostrava un album sfogliandolo a ritroso, a partire dall'ultima pagina. L'hanno fatta adesso, è un'istantanea, proprio in questo momento. E infatti la foto li mostrava seduti per terra, accanto alla colonna, lei col vestito del colore del mare di Micolaščica e lui con buffetto addormentato, che guardavano l'album. Poi la mano sfogliava quest'ultimo sempre più rapidamente, alberi di Natale, tuffi dagli scogli di barco, la gita in carso. Le immagini scorrevano sempre più rapide, si confondevano in un vortice indistinto. La velocità le sovrapponeva e dissolveva. Il tempo risaliva a un tremolare incerto. Forse era la luce delle candele che oscillavano nella chiesa investita dal vento. «Mettiti a dormire», gli disse, «ti sveglio io quando è il momento». Si distese. Sopra di lui l'abside si incurvava come la volta del cielo, un cielo d'oro fiammeggiante che si oscurava in un blu notte. Tante stelle cadevano e sprofondavano in quel blu nero, si accendevano e si spegnevano come i fiori disegnati per un attimo dai fuochi d'artificio. Lassù o laggiù era tutto un fiorire, una festa. Ogni cosa che cadeva nell'abisso era lo sbocciare di un fiore nelle tenebre, ma lui aveva paura di cadere. Si teneva la colonna per non precipitare. Là, dove finiva il cielo d'oro e cominciava quello blu, due grandi angeli reggevano sulle braccia alzate due cerchi di fiamme, su cui era scritto qualcosa in latino. Bisognava saltare attraverso quei cerchi e le loro lingue di fuoco per tuffarsi in quel mare. Lui non voleva, si aggrappava alla colonna, stringeva e sbriciolava qualche foglia bagnata che non capiva come si trovasse lì per terra. «Salta», gli dicevano, però lui si tirava indietro. «Vedrai, non è niente». Ma quella era un'altra voce, anzi due voci, quasi identiche alla sua, i figli che avevano riempito la casa, i giorni e la vita, e gli dicevano di non avere paura. «Ma allora tutto è a posto», si sentì dire, «possiamo saltare», e la prese per mano mentre padre Guido si avviava all'altare e iniziava la funzione della sera.
sono molti mari nella mia vita, a cominciare naturalmente dal mare di Trieste, Barcola, la riviera di Trieste dove mia madre mi portava fino a quando ero molto piccolo, è legata ai miei primissimi ricordi, il luogo dei primi giochi avventurosi, più tardi dei primi incantamenti amorosi, e poi il mare di Rovigno, il mare di Salvore, soprattutto il mare di Cherso, il mare di Nicolascica, San Michele, questo mare. Il mare naturalmente fa parte dell'educazione sentimentale di un triestino, in quasi ogni famiglia triestina, anche nella mia, c'è della gente che ha speso la vita sul mare. Il mare vuol dire tante cose, c'è il mare della sfida, della prova, il simbolo della grande avventura della vita, dei pericoli che si affrontano. Non a caso forse il più grande libro che sia mai stato scritto, l'Odissea, e che la storia del viaggio attraverso la vita è impensabile senza il mare. Ma io forse più che questo mare da posizione eretta, diciamo così, più che il mare della sfida, sento un altro mare, il mare della posizione distesa, il mare del grande abbandono. È il mare di cui siamo fatti, il nostro corpo è fatto per, mi pare, il 70% d'acqua. Veniamo dal mare sia come specie sia come individui, impariamo a nuotare prima che a camminare nelle primissime settimane della nostra esistenza. Il mare è strettamente legato per me certamente all'amore, anche la mia storia sentimentale, la storia della mia vita con Marisa è impensabile, soprattutto senza questo mare, che è stato il grande paesaggio della storia nostra, di quei nostri figli che hanno cominciato a venire qui quando erano molto piccoli, ora sono degli uomini adulti. Questo mare disteso dà il senso, nonostante tutto, della vita come una grande unità, del respiro unitario della vita. Per questo il mare è molto simile all'epica, alla vita e quindi al racconto della vita che ne trae il significato. Ecco, questo senso della continuità epica dell'esistenza che tante volte invece sento di perdere nell'angoscia, nella notte, nelle tenebre, nella frattura, e che il mare ogni volta mi restituisce.